Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, bentrovati a tutti. Allora, un attimino solo che mi abilito anche qui sul cellulare per poter leggere la chat. Novità per possono avere il tuo canale, ulteriori metodi, va bene, non mi interessa. Allora, qui chiudiamo, ok. Ti diamo il benvenuto, vediamo se scriviamo salve. Dovrebbe comparire, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, tutto bene, ben trovati, è tanto tempo che non ci vediamo, vi avevo detto che avrei fatto una live al giorno, non è possibile, non ci si riesce, non ci riesco io, quindi ogni tanto faccio una live, soprattutto quando vale la pena, quando trovo qualcosa che è di interesse, per esempio questo potrebbe essere di pubblico interesse, fare lo studiamo insieme di questa rivista. Questa l'ho presa la settimana scorsa, ok? È il numero 4, l'ultimo numero di Retro Gamer, diciamo con personaggio principale Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario. Ok, ma non è di questa che voglio parlarvi oggi, bensì di una che ho preso un paio d'ore fa. Sono andato dal mio edicolante e un paio di ore fa ho preso questa rivista, che poi la vedete anche lì al lato, della serie Non nascondiamo nulla. Allora, questa è ovviamente una rivista sempre edita da Spray Editori. Io voglio precisare che i miei video non sono assolutamente sponsorizzati. Questa rivista che ha, diciamo, adesso lo spieghiamo insieme perché come ho detto l'ho presa 2 ore fa, non ho avuto tempo diciamo, l'ho spogliata così. Ecco, giusto per vedere un po' i contenuti, sono molto, molto interessanti e si prestavano parecchio a fare una live durante la quale vi posso raccontare anche qualche aneddoto della mia vita, dei miei trascorsi, soprattutto come sapete con i computer distribuiti e prodotti da mamma Commodore. Ok? Siccome è una bellissima rivista, però ha un, diciamo, un difetto, il prezzo costa 15 euro, 14,90 questa rivista, io lo so che ne vendono pochissime, poche se non pochissime copie, infatti il mio edicolante prende solo questa per me, una in tutto il mio quartiere, tanto lui è l'unica edicola del mio quartiere, e niente, praticamente ne prende una, quindi vuol dire che in tutto il mio quartiere quelli interessati a questo tipo di prodotto sono io. Sto da solo, quelli interessati sono io. E vabbè, quindi questo per dire, attenzione che qui è successo qualche casino, perché mi si è spento questo. Ah, ecco. Allora, vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere tutto a posto. Aspettate che purtroppo io per... Mannaggia la miseria, guardate, Ok, chat live, perfetto. Così dovremmo essere in live. E quindi niente, diciamo qui 14,90 è costosa come rivista perché ce ne compri tante, comincia a diventare anche problematico anche per me andare a comprarle. Quindi questo non è un video sponsorizzato. Io diciamo col cellulare ho pagato perché io utilizzo sempre il contactless, l'NFC del cellulare per pagare, ho pagato 14,90. Quindi questi video non sono sponsorizzati, io non prendo neanche un centesimo né da Sprea né da nessuno. Quello che io dico corrisponde a quello che io penso. Ok, questa spiegazione era dovuta perché magari molti pensano: no, vabbè, ma Sprea, tu che fai gli sfogliamo insieme di tutte le riviste Sprea, magari Sprea ti riconosce qualcosa? Assolutamente no, non mi riconosce neanche un centesimo, non mi ha mai scritto, non ci siamo mai sentiti, quindi io queste cose che faccio le faccio per passione e per condividere con voi
diciamo, quelle che sono le mie poche conoscenze e i miei ricordi riguardo a un tempo che fu. Ok? Così possiamo dirlo. Ok? In copertina qui ci sono i migliori giochi della vostra vita, dal VIC 20 all'Amiga, quando bastava un joystick per essere felici. Ok? Ci tengo come sempre alla quarta di copertina. Come vi ho detto, una rivista dà molta importanza alla quarta di copertina, perché quando siamo su un mezzo pubblico, sulla metro, dal dottore e noi stiamo leggendo la rivista così, vedete che è molto importante la copertina principale, ma altrettanto importante la quarta di copertina. Vedete? E quindi in quarta di copertina qui ci sono i grandi autori dei videogames, i capolavori del VIC 20, The Hobbit su Commodore 64, i grandi giochi di calcio, i cabinati arcade originali e i simulatori di volo. Ok? Durante lo sfogliamo insieme di questa rivista vi racconterò tanti aneddoti riguardanti, diciamo, la mia infanzia per quanto riguarda, come sapete, il VIC 20 e poi la mia adolescenza per quanto riguarda Commodore 64, Amiga, Atari e chi più ne ha più ne metta, i vari Spectrum, ma in questo caso siamo vincolati dal titolo della live ai videogiochi del Commodore, come dice ovviamente il titolo di questa rivista, che il titolo completo è La grande guida ai videogiochi del Commodore. Allora, andiamo ad aprire, ecco le prime due pagine, vedete con l'editoriale. Da una parte c'è la pubblicità ovviamente a Retro Gamer che vi ho fatto vedere prima e dall'altra c'è un bellissimo editoriale. Ok? Io purtroppo senza occhiali sono diventato orbo. Comunque l'editoriale è firmato da Fabrizio. Ok? E ovviamente qui c'è un bellissimo Commodore 64 con delle casse che io diciamo mi pare comprai nei primissimi anni 2000. Vedete questa immagine? Vi faccio vedere solo l'immagine ravvicinata. Quello è un Commodore 64 con il drive, con il monitor a tubo catodico e con un paio di casse che io ho ancora. Ce ne ho due paia di queste casse uguali identiche, anche perché queste erano stereo mentre il Commodore 64 poverino col SID era monofonico. Ce n'ho due coppie di queste casse perché si sentivano molto bene e sono state le casse più vendute con i primissimi PC con processore Pentium e sistema operativo Windows 95 e 98. Ne hanno prodotte forse milioni di esemplari di queste casse. Ok? Perché tutti pure i PC compatibili erano molto economiche, però si sentivano molto bene. Erano tra virgolette basse reflex perché c'erano questo buco in alto che serviva appunto per riflettere l'onda negativa dei bassi frontalmente, poi avevano uno pseudo tweeter ma neanche, mi sa sì che era piezoelettrico, comunque era un tweeterino così da battaglia e avevano un altoparlantino che diciamo faceva la sua funzione e quindi sono state vendute tante di queste casse. Allora, e questo è l'editoriale. L'editoriale, questo speciale, è un omaggio a quei giochi che ci hanno resi ciò che siamo al giorno d'oggi. Ok? E iniziamo subito e vediamo, già qui ho da dire, vedete, questo è l'indice della rivista, il sommario, come lo volete chiamare voi, ve lo faccio vedere in modalità completa, con tutte e due le pagine e vedete che questa rivista è molto piena di contenuti. Allora, si parte subito con i giochi del VIC 1001, poi i grandi capolavori del VIC 20, quando arrivò il Commodore 64, Fast Loader Biturbo, la pirateria industriale in Italia, i grandi capolavori del Commodore 64, poi giochi C64, giochi di ruolo, The Hobbit, Paradroid su C64, Space Taxi, Lucasfilm Games, eh,
Geoff Crammond. Vabbè, poi purtroppo senza occhiali sto disperato. Vabbè, poi ce ne stanno tutti altri, sto vedendo Sin City, viene Arcade Perfect, ci sono quelle a gettoni, il suono del Sid, vabbè, Toki qui c'è, viene nominato Pang. Io ho fatto tutti i calendari con questi retro games. Andate nel mio profilo, troverete un video con il link per scaricare i calendari 2026 ispirati ai videogiochi più famosi e non solo. Comunque c'è un link dove potete ancora scaricare i calendari, sono tutti monopagina, li potete stampare sia in formato A4 che A3, fino al formato A3 vengono molto bene come qualità di stampa. Quindi andate a cercare nel mio profilo il video dedicato ai calendari 2026, nella descrizione c'è il link per poter scaricare i calendari 2026. Invece in descrizione di questa live già trovate il link per scaricare, per comprare su Amazon questa rivista, per acquistarla direttamente su Amazon senza andare in edicola. Ok, andiamo avanti. I giochi del VIC 1001. Guardate, i giochi del VIC 1001. Bellissima questa rivista, ma proprio bella, bella, bella. Allora, Galaxian, Commodore Japan Limited, il primo grande exploit della HAL Laboratory sul primo grande home computer di Commodore. Commodore VIC 1001. Ecco, mi sembra che l'amico Luca Cusani di Luke 74 Channel è un fortunato possessore di un VIC 1001. Ok, lui che è appassionato anche di VIC 20, oltre che di Commodore 64, Amiga e poi tutto l'altro resto dei retro computing e delle retro console. Lui mi sembra che è uno dei fortunati possessori di un VIC 1001. Ok, un computer amichevole, friendly computer, e quindi andiamo avanti. Oh, e qua vediamo sia Galaxian che Pac-Man, e di qua invece vediamo anche altri giochi, per esempio uno importante, tra l'altro anche mostrato in un'immagine a fosfori verdi, un gioco degli scacchi. Voi sapete che io sono stato, quando ero piccolo, quando ero ragazzo, diciamo, un appassionato dei giochi degli scacchi. Mi piaceva giocare con mio padre, con mio zio, quando ci vedevamo agli scacchi, e mio padre era anche lui un appassionato di questo avvincente gioco. Vedete come qui sono tutti sono delle immagini a fosfori verdi, vedete? E c'è pure il gioco degli scacchi, ok? Bellissimo questo gioco degli scacchi, tutto a fosforire. Oh, i grandi capolavori del VIC 20. Diamo merito al piccolo Commodore di averci regalato grandi giochi. Alcuni di questi possono essere considerati dei veri e propri capolavori. Iniziamo perché vedete che io, come comprai diciamo il VIC 20, poi mi venne dato appunto il Commodore VIC 20 col registratore, basta. E non aveva espansione di memoria e non aveva nessun gioco, ok? Aveva il manuale che dentro c'erano in Basic qualcosa da programmare, però mi venne dato senza neanche una cartuccia. Guardate, questo era il Commodore VIC 20. Io faccio proprio un tuffo nel passato perché era proprio così che io lo trovai. C'era il trasformatore, il cavo di antenna, un joystick e il registratore, ok? Nell'82 ancora non si trovavano neanche le cassette da edicola, c'erano i giochi originali. Andiamo avanti perché la prossima pagina e poi mi fermo. Allora, guardate, guardate, queste ve le devo far vedere singole le pagine, soprattutto questa copertina, guardate, e quest'altra copertina, questa cartuccia, ok? Rivediamole tutte e due insieme perché poi facciamo una pausa. Allora, acquistato il Commodore VIC 20, cioè mi fu regalato, come sapete, da mio zio e mia zia per la comunione,
lontano 1982, e io, grazie a mio zio, come vi ho più volte raccontato, iniziai prima ad appassionarmi alla programmazione che non ai giochi, anche perché i giochi non ce li avevo. Però non è che non mi piacesse videogiocare, ok? Io già avevo frequentato, guardate, lo appoggiamo qua questa rivista, proprio con queste pagine aperte. Allora, così vi racconto un paio di minuti, 2 o 3 minuti, questo aneddoto che vogliamo definirlo. Allora, io andavo già, c'era una bella sala giochi a Capri, io passavo le vacanze estive almeno 1 o 2 settimane a Capri, e c'era una bella sala giochi che si chiamava Las Vegas, dove dentro c'erano dei bei videogiochi, dei begli arcade anche in quegli anni, che erano arrivati in Italia tutti questi videogiochi, e la facevano da padrone. Vi racconto brevemente, io mi ricordo benissimo, come se fosse ieri, che io andavo a questa sala giochi, si entrava, c'era l'ingresso e poi c'era un lungo corridoio, mi sa che già ve l'ho raccontato in qualche altra live, con tutte lampade di wood, quindi le luci viola, le luci nere vengono definite luci nere, ma quando le accendi diventano viola, che facevano risaltare ovviamente tutte diciamo, i vestiti bianchi e i vari colori che reagiscono alla lampada di wood, alla luce nera, o anche detta lampada a mercurio, come volete. E c'era questo lungo corridoio illuminato da questi neon viola, che poi portavano a diverse stanze, perché mi pare che erano 3 stanze piene di questi cabinati, di questi arcade, e io mi ci fermavo a giocare a uno o all'altro di questi videogiochi, ed era caratterizzata questa sala giochi appunto da questa illuminazione sempre o con luci blu, quindi con lampadine proprio blu o viola, o addirittura con queste lampade di wood. Ok, ma era bellissimo perché poi si sentivano tutte le musichette dei vari videogiochi accesi, con tanta gente che giocava all'interno di questa sala giochi, e quindi ho un bellissimo ricordo. E quindi, diciamo, i videogiochi già li conoscevo. Arrivato a casa, ovviamente, dopo qualche tempo trascorso, un po' a programmare, un po' poi io, diciamo, andavo alle elementari, quindi andavo a scuola, poi facevo i compiti, insomma, il VIC 20 sì, lo utilizzai, però poi mi venne la voglia di acquistare qualche gioco. E quindi mi ricordo che andai all'epoca, io abitavo a Spinaceto c'era una galleria, cioè dei centri commerciali, chiamiamoli così, che si chiamano ancora, mi sembra, Galleria Garda, c'era, mi pare, la Galleria Garda 1, una cosa del genere, e praticamente all'interno di queste, diciamo, erano dei palazzoni molto grandi, dove nel portico avevano aperto tanti negozi. Tra tutti questi negozi ce n'era uno di elettronica, elettronica e computer, perché all'epoca non era tanto divisa questa categoria. C'era un negozio che vendeva tanto gli sterei, tanto i televisori, tanto i computer, come le lampadine e come altro materiale di elettrica e elettronica. Quindi era un negozietto non tanto grande. In Italia nell'82 ancora non era arrivato tanto il Commodore 64, c'era appunto solo il VIC 20, e lui aveva messo in vetrina appunto questo VIC 20, aveva messo i vari joystick, i paddles, aveva messo qualche gioco, ed io comprai due giochi, ed erano proprio Omega Race e Gorf, ok? Omega Race e Golf li pagai 50.000 lire l'una, che per l'epoca era uno sproposito. Infatti, quando tornai, diciamo, a casa, ancora mi ricordo che mio padre rimase un po' così sbigottito, perché avevo speso 100.000 lire, con tutto che queste 100.000 lire erano mie, facevano parte un po' dei regali della comunione, dei compleanni, perché all'epoca pure si usava fare dei regali come soldi, come la busta con i soldi dentro, in modo che anche un bambino di 8-9 anni potesse spenderseli come meglio credeva. Ok? E quindi avevo preso questi soldi, che erano soldi miei, e mi ero comprato appunto Omega Race e Golf, 100.000 lire, tutte e due cartucce, ok? Premesso che erano abbastanza belli, e ci ho giocato tantissimo a questi due giochi, ma tanto tanto tanto,
però certo 50.000 lire, parliamo mi pare nell'83 stavamo, perché abitavo ancora a Spinaceto e io a Spinaceto ho sempre detto che ci sono andato nell'84, invece no, mio padre mi ha corretto, noi abbiamo traslocato per andare nella nuova casa nel 1985. Quindi io avevo ancora il VIC 20 quando ho traslocato e quindi io, questi si parla dell'83, 100.000 lire, due cartucce. Però diciamo 100.000 lire, poi per tanto, tanto tempo avevamo solo questi due giochi e ci giocavamo mio padre, io, mio fratello, un po' pure mia madre, ma poco, solo con questi due giochi. Allora, Omega Race, noi dicevamo c'era il ragnetto perché si trattava di andare a distruggere dei nemici con un'astronavicella che si poteva muovere dove volevi sullo schermo e rimbalzava quando toccava i lati o il centro dello schermo. Venivi, diciamo, esplodevi come una navicella e perdevi una vita solo se andavi contro i missili che ti sparavano gli avversari o ci andavi contro l'avversario. A quel punto perdevi una vita. Se no rimbalzavi sia al centro che... l'obiettivo era distruggere tutti i nemici. Questi nemici ovviamente lasciavano anche, noi le chiamavamo le bombette, delle bombe sullo schermo e anche se andavi a sbattere contro una di queste bombe esplodevi. E la caratteristica era che tu potevi dare un po' di gas all'astronave che però continuava a muoversi e a sbattere di qua e di là senza fermarsi mai. Quindi tu la potevi girare su se stessa in ogni direzione, dare un piccolo colpetto in avanti e l'astronave cambiava di direzione. Ok, era un bel gioco, per carità, ci ho passato tanti pomeriggi, ancora mi ricordo quanto ci ho giocato con questo Omega Race, ma ancora di più questo Golf, la cartuccia di Golf, perché era un porting bellissimo della versione arcade di questo gioco. Allora, il primo quadro si ispirava moltissimo a Space Invaders e qui c'è il primo quadro, guardate, ve lo faccio vedere, vedete? Questo è il primo livello, c'è una barriera e ci sono poi tutti diciamo, i nemici che vanno diciamo, abbattuti e c'era il golfetto, noi lo chiamavamo il golfetto in alto che diciamo ti sparava e ti dava parecchi punti se lo colpivi. Quindi dovevi passare attraverso tutti i nemici che stavano sotto e trapassare la barriera e andare a colpire il golfetto. Ok? Diciamo che quando sconfiggevi tutti questi nemici passavi di livello. Il secondo livello era costituito da due robot che si scomponevano nelle varie parti e ti lanciavano le varie parti addosso, oltre a dei raggi laser. Ok, tu dovevi stare attento a non andare a sbattere contro il raggio laser e contemporaneamente difenderti e distruggere le varie parti di questi due robot. Il terzo livello, secondo me, era il più bello perché c'erano dei raggi che partivano dal centro, quindi dal punto centrale dello schermo, si formavano tutti questi raggi che andavano verso il bordo dello schermo e sembrava che tu eri trasportato verso avanti e tu dovevi distruggere le varie meteore che ti venivano contro e poi quando finiva questo livello, l'ultimo, il quarto ed ultimo livello era dato dall'astronave madre che doveva essere colpita perfettamente al centro. Dopo aver abbattuto la barriera, questa astronave madre faceva avanti e indietro sullo schermo e vi sparava pure contro dei missili e voi con un missile piazzato perfettamente al centro dell'astronave potevate sconfiggerlo e poi il gioco ricominciava un po' più veloce, un po' più difficile. Questo era Gorf, ok? Altri giochi che io comprai poi diminuirono piano piano di prezzo col passare degli anni. Altri giochi che io comprai, come vi ho già raccontato anche in altre live, fu un gioco che si giocava in due contemporaneamente sul VIC 20. Dice come facevi che il VIC 20 aveva una sola porta joystick? Nel frattempo noi acquistammo anche quelli che si chiamano ancora i paddles, erano delle manopole rotative, ok? Quindi con dei potenziometri. Ok? Questi paddles erano due connessi alla stessa porta joystick. Ok? Questi paddles avevano un pulsante sopra e poi avevano questa manopola che poteva girare a destra e a sinistra. Allora, insieme ai paddles, il primo gioco che comprammo fu Sea Wolf,
che era una battaglia navale, chiamiamola così, che c'erano due sottomarini contemporaneamente su schermo. Guardate che stiamo parlando di un VIC-20 molto prima del Commodore 64 e riusciva a diciamo gestire due sprite contemporaneamente manovrati da due joystick diversi contemporaneamente su schermo e riusciva ovviamente a tenere i punti che venivano fatti sparando e andando a colpire delle navi che erano di diversa grandezza. Più erano grandi e meno valevano, più erano piccole e più valevano perché erano più difficili da colpire e quindi vinceva chi faceva il punteggio più alto. Questo era Seawolf ed è ancora, perché si trovano tutti questi giochi per Commodore VIC-20. Poi comprammo Pinball Spectacular. Che cos'era? Era una specie di flipper, però su VIC-20 con le sue doti molto limitate, sia grafiche che diciamo di CPU, un po' tutto. Era un flipper che aveva sotto una, diciamo, una barretta che tu potevi muovere con i paddles, però si giocava uno alla volta, uno contro l'altro, anche in due giocatori, però uno alla volta, e tu con questa pallina dovevi andare a distruggere dei quadratini che stavano posizionati in varie parti dello schermo. Questo era Pinball Spectacular, che richiamava parecchio un gioco di flipper, ok? Dopo Pinball Spectacular comprammo, che si giocava un'altra volta con il joystick, Omega Race. Road Race, che non me lo scorderò mai, la grafica faceva ridere, era un non un rettangolo, come si chiama? Porca miseria, un trapezio sullo schermo giallo, un trapezio giallo che doveva sembrare la parte davanti di una macchina gialla e tanti trattini bianchi che scorrevano che rappresentavano la strada e tu dovevi mantenere questo trapezio al centro della strada man mano che andavi avanti. Questo era Road Race per Commodore VIC-20. Tutti questi giochi ancora li ho, tutti quanti su cartuccia, e diciamo questo ultimo era diciamo il più brutto, quello che io ricordo come il peggiore dei giochi, a parte il calcio. Vabbè, il calcio però l'ho presi su cassetta, non mi ricordo se mi fu dato, prestato da un amico. Il calcio erano le O, i giocatori erano caratterizzati dalle O maiuscole e la palla era una O minuscola. Pensate un po' come caspito si giocava al calcio sul Commodore VIC-20, dai, non era giocabile il calcio sul Commodore VIC-20. Però diciamo tra i giochi su cartuccia che comprai, questo Road Race me lo ricordo, eppure ci abbiamo giocato tanto. Ci abbiamo giocato tanto perché la Fantasia all'epoca era il processore grafico più veloce che esisteva, cioè tu pensavi di avere questa macchina gialla, la paragonavi a una Ferrari gialla e invece era alla fine un trapezio disegnato sullo schermo con questi trattini gialli che si muovevano, che rappresentavano la strada. Guardate che tanti ricordi, vi sto raccontando degli aneddoti che fanno parte della mia storia. Qui andiamo avanti, qui ci sono altri giochi, andiamo avanti a sfogliare questa rivista, se no poi la live dura troppo. Sono già passate le 11 di questo 6 febbraio 2026, quando arrivò il Commodore 64. Ecco, eppure qua ci fermiamo un attimo. Perché ci fermiamo un attimo? Quando arrivò il Commodore 64, guardate, vi ingrandisco, eccoci qua. Special program, io adesso ce l'ho di là gli special program, ma sono troppi tomi, troppi volumi e quindi li ho lasciati di là. Però invece che special program vi voglio far vedere un lavoro che ha fatto Giuseppe Di Lillo Sofox di edicola 8 bit, che io poi mi sono comprato, che ha ovviamente stampato, fatto stampare e distribuito a noi che lo conosciamo. Ovviamente ha avuto un costo quest'opera, però guardate com'è fatta bene. Questo sono Program e Play Games. Program e Play Games sono due tomi così grandi, sono più di 600 pagine. Guardate, qui è proprio quando è nato il Commodore 64.
sono dei tomi molto molto belli. Guardate qui, regolare l'azimut. Quando noi sul Commodore 64 perdevamo ore e ore a regolare l'azimut, guardate, questi sono i giochi spiegati, veniva mostrata un'immagine del gioco e poi vedete questi sono, diciamo, le copertine, la prima di copertina e la quarta di copertina che si facevano pubblicità tra loro. Vedete la bottega del chip, qui vendo, compro, scambio, giochi e programmi per Commodore 64 e VIC-20. Vedete c'era anche un'area dedicata all'hardware, hardware, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, hardware. E poi ecco, vedete Computax, qui era, mi pare, giochi anche per lo Spectrum, ma mo non mi ricordo. Vedete? Ricorda molto Space Invaders questo Computrax. Gli cambiavano nome ai giochi per poterli distribuire. Ok, nasce Program Club, vedete? Qua Play Games e Special Play Games. E queste sono delle, diciamo, vedete, i Special Play Games, questo è Play Games, questo è Special Play Games, guardate che tomi. Questi pesano una tonnellata anche perché la carta che ha usato per fare la stampa Giuseppe Di Lillo è molto molto buona. Guardate, queste erano le presentazioni dei giochi che comparivano prima di caricare il gioco, veniva caricata questa immagine, vedete? E questi li ha scelti lui per fare la quarta di copertina. Guardate quanti ricordi in, diciamo, in dei semplici libri. Io sì, me li sfoglio, ogni tanto vado lì e me li sfoglio. Faccio un tuffo nel passato perché quando comprai il Commodore 64 poi piano piano cominciarono a uscire in edicola, ecco, i magnifici set, Special Program, Special Play Games, e tutte queste riviste, War Games, giochi di società 1, 2, 3, guardate, Top Gun su Commodore 64, guardate, questa è la quarta di copertina dei magnifici 7. Ve li faccio vedere un po' più da vicino. Questi sono tutti i disegni che venivano caricati prima del gioco. Vedete? Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Cluedo, addirittura Cluedo per Commodore 64, vedete? Guardate che tanta roba, tanta roba. Guardate i giochi della Accolade Presents. Questa è la Accolade. E vabbè. Questi sono, per me, io l'ho vissuti questi, ecco, vedete, ho nominato adesso War Games, vedete? Usciva in edicola anche War Games e qua c'era Program, Special Play Games. Vedete, questi erano i magnifici 7. Poi vabbè, vi ho già parlato, andatevelo a cercare, che tutto, a me, tutto quello che io ho vissuto lo devo a mio padre, mia madre, e a questo corso Conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este. Ok? Edizioni Beatrice d'Este. Quindi devo quasi parecchio a questo corso di computer perché mi sono appassionato al Basic, poi tramite sempre il Basic anche all'Assembler, il linguaggio macchina, poi mi sono appassionato mano a mano, io poi andavo avanti, il tempo passava, i computer diventavano sempre più potenti e io mi avvicinai anche. Lì dentro c'ho MS-DOS e GW Basic Emulator per Commodore 64, quindi mentre i miei amici, cioè mentre mio zio anche, che poi passò dal Commodore 64 al primo PC e continuava a programmare in GW Basic sotto MS-DOS e sotto Windows 95, lui programmava sempre in GW Basic,
e io sul Commodore 64 avevo l'emulatore GW Basic dove io potevo provare anche i programmi che facevo a scuola. Ricordiamo che quando io ebbi il Commodore 64 già ero passato dalle medie alle superiori e alle superiori noi avevamo un bellissimo laboratorio di informatica, però tutti i computer non avevano Windows, avevano MS-DOS e facevamo parecchi programmi sia in GW Basic ma anche in Pascal e Turbo Pascal, perché io poi avevo anche il Turbo Pascal per Commodore 64. Poi passai ovviamente ad Amiga, vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, vi ho fatto vedere quando arrivò il Commodore 64, andiamo avanti, eccoci qua. E qui ovviamente era anche l'epoca dei primissimi Apple, con la mela colorata, quindi con il primissimo logo della Apple, che adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Vicino a quei drive c'è la mela colorata, questa mela qui, che è il primissimo logo della Apple. Ok? E quindi, mentre pure il Commodore 64 entrava in tutte le case, la Apple stava già distribuendo il suo computer in giro. Fast Loader Biturbo, la pirateria industriale in Italia. Ok, guardate, ovviamente, allora, un supporto, forse il primo, diciamo, perché, allora, passiamo un attimo di pane in frasca, parliamo dei vinili. I vinili non si potevano copiare. I vinili venivano acquistati nei negozi e era un supporto musicale, quindi parliamo di altro, un supporto musicale che non poteva essere copiato. Ok? Da lì a poco però nacque la necessità, ognuno voleva farsi delle compilation personalizzate prendendo magari da diversi LP un brano da un LP, due brani da un altro, tre brani da un altro ancora e poterli sentire magari in sequenza uno dopo l'altro. E allora si cominciarono a diffondere dei supporti. Porca miseria, non mi dica che non ce n'ho manco una qui. Toh, mi avete preso in castagna, so. C'ho la piastra qui sotto, non c'ho manco un'audiocassetta. Ce n'ho più di due. Ah, come no? Che non c'ho le cassette? Sì. Ce l'ho a portata di mano, come non ce n'ho? Allora, presero piede queste. Ecco, questa è una audiocassetta, ok? E su questo supporto, io lo chiamo supporto, ci potevate registrare audio, ok? Solo ed esclusivamente audio, nient'altro, ok? Quindi questi supporti nascevano appunto per distribuire oltre ai vinili anche delle cassette. Questa per esempio è una cassetta originale. Lasciate stare che davanti, vabbè, è stato pure il compleanno di You. Guardate, qui davanti ci ho messo un'immagine di You che chissà da quanti anni è. Comunque questa cassetta è una cassetta di sigle televisive, pomeriggio in TV. Vedete? Ed è una cassetta originale, ok? Però vennero commercializzate delle piastre, dei registratori che potevano anche andare a registrare la propria voce o magari delle lezioni all'università, delle riunioni su dei nastri vuoti. Quindi piano piano si diffusero anche i nastri vuoti. Tantissime società ci hanno investito su questo supporto. Ok? Quindi abbiamo detto che la musica, anche registrata dalla radio, no? La radio poi nacque l'FM, stereo, si poteva registrare in stereo direttamente dalla radio, prima si poteva registrare dagli LP, poi uscirono le piastre a doppia cassetta, quindi gli stereo con due cassette, uno lo mettevi in play, uno in rec e potevi duplicare anche la stessa cassetta, ok? E quindi diciamo la Sony, Bass, TDK, la Teach, tante marche investirono tantissimo nella produzione enorme a livello mondiale di questi supporti, le cassette, ok?
Abbiamo detto che su queste cassette si poteva registrare dell'audio, ok? Abbiamo anche visto, vi ho fatto vedere che il VIC 20, anche quando lo comprai io, veniva fornito di questo. Torno un attimo indietro, sto sfogliando all'indietro qualche pagina. Veniva fornito anche di questo. Questo è il famosissimo dataset, ovvero il registratore per Commodore VIC 20 e C64. Poi per Plus 4 c'aveva un connettore diverso ed era anche scuro. Comunque, questo che cosa permetteva di fare? Permetteva di andare a salvare i programmi che uno aveva scritto, perché all'epoca non c'erano né hard disk, né memorie USB, né SD, non c'era niente. Tu quando facevi un programma in Basic, se non avevi questo, e poi dopo vabbè il floppy, ma all'epoca proprio quando uscì questo, se non avevi questo, non c'era modo di salvare il programma che tu avevi fatto. Nel momento in cui tu spegnevi il VIC 20 o il 64, il tuo programma veniva cancellato dalla memoria e perso per sempre. Ok? Quindi si diffusero anche questi. Perché dico che queste cassette, su queste cassette ci si registra solo audio? Allora, il Commodore 64 registrava sotto forma di segnali sonori, i suoi programmi su queste cassette. Ok? Allora, ovviamente venne tutto preso subito venne colta l'occasione per produrre tantissime cassette, tra virgolette, pirata, copiando sia con le doppie piastre, perché io copiavo anche con le doppie piastre, con lo stereo di casa, i giochi del Commodore, ok? Si svilupparono, già l'ho detto in altre live, delle radio che di notte trasmettevano i suoni, veniva detto mettete rec sul registratore e tu se prendevi bene, quindi come qualità, al massimo della qualità, la stazione radio e mettevi rec, loro distribuivano via radio i giochi del Commodore VIC 20 e 64 e anche addirittura dello Spectrum, ma siccome i computer più diffusi erano VIC 20 e 64, diciamo queste radio, tra virgolette radio, diciamo ai limiti della legalità, venivano distribuiti questi giochi addirittura con i segnali radio FM. Tu mettevi rec, poi andavi sul registratore, sul dataset, shift run stop, partiva il caricamento e ti caricava il gioco. Ok? Quindi questo supporto permise, diciamo, alla pirateria di diffondersi. Ok? E poi però ci fu un altro problema, perché i giochi erano programmi molto complessi, soprattutto per l'epoca, e quindi andarli a salvare con questi segnali in formato non compresso richiedeva poi molto tempo, quindi passavano anche 5, 6, 7 minuti, anche se la nostra concezione di tempo all'epoca era un po' distorta, perché poi alla fine adesso io vedo che erano 2-3 minuti, dovevi aspettare il caricamento di un gioco, all'epoca ci sembrava un'eternità, ok? E quindi si inventarono tutti questi fast loader biturbo, il turbo load e tutti questi programmi che altro non facevano che comprimere il programma principale, andarlo a salvare direttamente compresso, ed ecco perché comparivano poi quelle righe colorate a schermo, perché dopo averlo caricato il processore doveva decomprimere diciamo, il programma che aveva caricato e si formavano anche queste righe, anche se erano in alcuni casi anche volute. Guardate che bella questa immagine di un Commodore 64 con il suo joystick e il suo dataset. Bellissima questa immagine a tutta pagina, si può definire quasi un poster. Ok, e di qua i grandi capolavori del C64, e qui non si può non nominare International Soccer e Impossible Mission, ok, che sono due giochi, due pietre miliari del Commodore 64. E adesso andiamo avanti e qui vediamo altri giochi con la cassetta di Impossible Mission. Vedete, questi sono tutti i vari livelli, i vari quadri di Impossible Mission. Vedete?
E qui c'è Tom Cruise, ovviamente il protagonista dei film che sono giunti al termine. The Final Reckoning dovrebbe essere l'ultimo film della serie, ok? E qui è tutto recensito in Possible Mission, ok? Oh, e in quest'altra pagina poi uscì ovviamente Impossible Mission 2. Non si può non nominare Pit Stop, che era un gioco di Formula 1 che si giocava uno contro l'altro dividendo lo schermo in due, tra l'altro con una riga orizzontale, quindi c'era uno che giocava nella parte superiore dello schermo e il nemico, diciamo l'avversario, che poteva essere un altro giocatore, perché qui parliamo di Commodore 64 che aveva due porte joystick, quindi due joystick contemporaneamente connessi al computer, e quindi si poteva giocare in due contemporaneamente. Pit Stop 2, si cambiavano anche le gomme alla macchina, era un bellissimo gioco. E poi c'è il motivo per cui io passai dal VIC-20 al 64, oltre al fatto che non mi bastava più neanche con l'espansione di memoria da 8, 16 e 32K lì, no, da 3, 8 e 16K io la comprai, l'espansione di memoria per il VIC-20 che mi andava sempre in out of memory error qualsiasi programma facevo. Quello fu uno dei motivi, ed anche un altro motivo fu l'uscita di un gioco che voi vedete qui, che adesso vi faccio vedere e vi ingrandisco. Eccolo qua. The Way of the Exploding Fist Karate dovrebbe essere questo. Ok? Comunque diciamo, il gioco di karate mi piacque talmente tanto, e infatti io e mio fratello uno contro l'altro eccetera ci abbiamo giocato tantissimo. Saluto Diego, ciao Diego, se un giorno mai vedrai diciamo, questa live, questo video. E poi però abbiamo giocato anche a Apex Pit Stop 2 uno contro l'altro a questo gioco di Formula 1. Poi anche a questo saluto il mio amico Luca, che non è Luca Cusani ma è Luca l'appassionato di Bubble Bubble, e gli metto questa immagine di Bubble Bubble a tutta pagina, e quindi diciamo anche a Bubble Bubble e a tutti gli altri giochi. Poi qui c'è The Great Giana Sister, che fu un tentativo di portare un gioco iconico che era della Nintendo, non si poteva fare il porting su Commodore 64 di questo gioco. Sto parlando di Mario Bros. Di Mario Bros. Non si poteva assolutamente fare la versione per Commodore 64, ora fecero un gioco quasi identico con protagonista Giana, che era infatti, invece che essere Super Mario Bros., quindi i fratelli di Super Mario, era The Great Giana Sister, le grandi sorelle di Giana. Quindi diciamo un modo per fare un porting cambiando uno sprite e far giocare gli appassionati e i possessori di Commodore 64 a un gioco iconico che stava avendo grandissimo successo in quegli anni. Ok? Qui viene menzionato anche The Last Ninja, vedete? Questo è un altro grandissimo gioco che uscì, che ebbe anche dei seguiti, The Last Ninja, guardate, bello, 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 anche The Last Ninja, un'avventura, chiamiamola così, e quindi... E poi giochi C64 non solo capolavori, ok? Gazza Soccer, perché Knight Rider, questo io ce l'ho originale su cassetta, questo è il gioco di Supercar, non si poteva vedere, io me lo comprai, che all'epoca, anzi ancora sono, perché tra l'altro mi sono rivisto ultimamente tutte e quattro le stagioni di Knight Rider Supercar con David Hasselhoff nei panni di Michael Knight, e niente, quando comprai questo gioco non si capiva niente quello che dovevi fare, era abbastanza complicato, giocabilità non mi piacque tanto. Uscì ovviamente anche di A-Team, vedete, questo è il gioco dell'A-Team su Commodore 64, The A-Team, sempre volendo sfruttare il grandioso successo di questa serie TV. Ok? E poi diciamo qua ci sono altri giochi, e qui sopra c'è scritto quelli che hanno fallito. Diciamo ci sono stati talmente tanti giochi che secondo me ormai parlare di fallimento è quasi relativo.
giochi di ruolo su Commodore 64, tipo Dungeons and Dragons, ok? Perché anche i giochi di ruolo sono sbarcati su questo piccolo home computer, ok? Quindi andiamo a vedere Advanced Dungeons and Dragons, vedete? Quindi tutto un inserto speciale dedicato a Dungeons and Dragons. Cerco di limitare quanto più possibile i riflessi per farvi vedere nel miglior modo possibile questa bellissima rivista. E qui continuano i giochi di ruolo sul nostro piccolo home computer Commodore 64. Vedete? E noi andiamo avanti. The Hobbit, l'avventura rivoluzionaria. Vedete? E questo è tutto uno speciale su The Hobbit. Adventure Game. The Hobbit Adventure Game. Vedete? Ha tutto, diciamo, un articolo dedicato a The Hobbit. Impaginata sempre molto bene questa rivista. Sempre The Hobbit con le schermate del gioco. Adesso vi faccio vedere queste 4 immagini ravvicinate, vedete? Eccolo qua. Paradroid su C64 era fantastico, guardate, Paradroid. Oh, andiamo avanti. Black Sabbath, Freedroid, vedete? E noi continuiamo a sfogliare insieme questa bellissima rivista. Ecco, tanto ce l'avete lì. Space Taxi ha preso il volo, un gioco simpatico che ha raggiunto quotazioni importantissime. Guardate, bellissimo. Eccoci qua, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Lucasfilm Games è l'età d'oro della Commodore. Negli anni 80 e nei primi 90 il mondo dei computer domestici era un territorio grezzo dove la creatività doveva costantemente misurarsi con i limiti tecnici spietati. Ovviamente qui parliamo di computer con pochi kilobyte di RAM, ok? Lucasfilm, ovviamente con l'uscita dopo di Star Wars, quindi George Lucas cominciò a guadagnare soldi a palate, fondò appunto la Lucasfilm Games e con questa etichetta uscirono diversi titoli come Maniac Mansion, Monkey Island, Zack McCracken, Indiana Jones e questi uscirono tutti sotto etichetta Lucasfilm Games. Ok, la Lucasfilm già aveva fatto sia Indiana Jones con Harrison Ford che Star Wars, ok? E quindi diciamo, l'industria videoludica non poteva non sfruttare il successo di queste pellicole cinematografiche per farne dei videogiochi anche per diciamo, i piccoli home computer e console. Ok, e quindi ecco qui Maniac Mansion che ebbe un successo enorme, un titolone per Commodore 64, senza nulla togliere ai vari Indiana Jones, Monkey Island e simili. Ok, Zack McCracken, per carità, considerato uno dei più belli, delle più belle avventure su Commodore 64, Zack McCracken, quindi eh, degno di nota, Zack McCracken, sempre su Lucasfilm. Ok, e poi qui vediamo anche un bellissimo Amiga 500, vedete lì in basso c'è un bellissimo Amiga 500, questo qua, bello bello bello, un bellissimo Amiga 500, perché poi ci avviciniamo anche all'era di Amiga. Ok, Geoff Crammond, il Newton del pixel, il fisico che insegnò al Commodore la legge di gravità. Guardate, e forse l'algoritmo è un algoritmo abbastanza importante per gestire la gravità. Ok, Stunt Car Racer,
questo era molto molto bello, guardate, vi faccio vedere queste due immagini di un gioco che io ci ho giocato tantissimo anche su C64. Questo è Stunt Car Racer, bellissimo, bellissimo veramente. Poi andiamo avanti, vedete tanti tanti giochi di Formula 1, stiamo manca a metà e qui già sono 55 minuti che sto in live. Strano che non riesco a eliminare il riflesso, vabbè, fa niente. Queste sono lucide queste pagine, eh? Manfred Trance, il dio dello scrolling. Se hai avuto un Commodore non puoi non aver mai giocato a Turrican, forse una delle saghe più popolari nate sul C64, un capolavoro con una firma geniale. Ah, pure Katakis. E vedete? Scrolling, forse si parlerà anche di Parallasse, qua Tarican 2, Tarican 1. Pixel, sudore e joystick, gli anni d'oro del calcio su Commodore. Commodore's International Soccer, venne fatto pure Emily Hughes, Calcio Replay, un sacco presero spunto da questa cartuccia famosissima per Commodore 64, dove la versione originale, la primissima versione, permetteva solo di giocare in uno o due giocatori. Quindi se giocavi in uno potevi scegliere, diciamo, il livello di difficoltà degli avversari e basta. C'era l'entrata dei giocatori, giocavi la tua partita, uscivano i giocatori dal campo ed era finito. Basta, poi venne fatto il replay, potevi premere la lettera R e vedere il replay dell'ultima azione, poi vennero introdotti pure i nomi dei giocatori, venne fatta, diciamo, venne migliorato tantissimo questo gioco partendo da questa grafica, dalla grafica che vedete in queste immagini. Tutto è partito da International Soccer, ok? E quindi ovviamente poi su Amiga, vabbè, Sensible Soccer, che ancora, tra l'altro è uscita anche la versione 2026 già di Sensible Soccer, ok? Che ci sono gli appassionati che aggiornano questi due floppini e poi fanno gli ADF, tutti aggiornati di Sensible Soccer, che è ancora considerato uno dei più bei giochi di calcio su Amiga. Ok? Il basketball Commodore è la nascita di EA Sports. Then again. Vedete? Forse devo metterla così? No. Quello non è un riflesso, è proprio così. La mia telecamera non ce la fa poi a gestire questa luce. Oh, botte da Orbi sul Ring, WrestleMania, Rampage, distribuito da Ocean, e questi sono i giochi di botte ispirati al wrestling, World Wrestling Federation, WWF, WWF, WrestleMania, poi Popeye, Braccio di Ferro e Homebrew per Amiga e C64. Guardate ma che spettacolo che sono queste riviste, come vedete io vi racconto tante cose. Oh, guardate un po' il Bubble perfetto. Ricordate le ore passate a sparare bolle come matti? Quella magia non è mai passata di moda. Ciao Davide, Davide Bottino ha fatto Bubble Remastered per Commodore 64. Questo è un iconico gioco che ha avuto un successone arcade Amiga e C64. Io ho fatto un sacco di video dedicati a questo gioco, ho fatto pure il versus tra Bubble Classic e Bubble Remastered. Andate sul mio canale, li trovate, poi vi metterò i link anche in descrizione. E devo fare i complimenti perché ha fatto un lavorone Davide Bottino, già redattore di Zap Italia, e ovviamente lui da solo dopo Toki si è fatto anche il remastered di Bubble, rendendolo la versione per Commodore 64 più simile possibile alla versione arcade, ok? Quindi si è messo quadro per quadro a vedere la versione arcade da una parte, in che cosa differiva dalla classica versione per Commodore 64, e si è ridisegnato tutto partendo dagli sprite a tutti i livelli, a tutta la grafica, diciamo un po' tutto. E qui andiamo avanti e
i grandi capolavori Lucasfilm, seconda parte, quella dedicata ad Amiga. E qui già si parla di Loom, vedete? Loom. E questo quando Amiga aveva una potenza grafica nettamente superiore a quella del vecchio Commodore 64, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Vedete? Un gioco della Lucasfilm Games, uno dei più famosi, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Quante immagini, quanti ricordi in una sola rivista andandola a sfogliare. Andiamo avanti e ovviamente Monkey Island. Mi inchino davanti alla bellezza di tutta la sagra di Monkey Island. Guybrush Threepwood. Ok, Monkey Island, sempre qui la scatola del videogioco. Vedete, Monkey Island ha fatto la storia. Ok, Defender of the Crown, anche questo bellissimo. Mamma mia, quanto era bello. Defender of the Crown. Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi. Bellissima la grafica, guardate. Questa è l'immagine iconica di Defender of the Crown. Quando vedete questa immagine si parla di Defender of the Crown. Ok? Arcade Perfect, casa come la sala giochi. Vedete? L'idea era stata sempre quella di portare la sala giochi nelle case di tutti, ci sono riusciti. Poi con la prima PlayStation, la seconda PlayStation, l'Xbox ed altre console varie, e adesso purtroppo le sale giochi non esistono quasi più e ci sono solo, diciamo, le console dentro casa, le console da gioco dentro casa. E quindi volendo portare la sala giochi in casa abbiamo fatto sì che la sala giochi potesse chiudere, e quindi ci sono pochissimi appassionati che hanno ancora nel negozio. C'è l'Arcade and Food che ha tanti cabineti e tanti flipper nel suo vastissimo ristorante dove potete gustare degli ottimi panini, e all'Arcade and Food troverete tanti cabinati pure in free play. Ok, qua troviamo anche un altro titolo famosissimo che è Arkanoid, uscì anche Arkanoid 2, Revenge of Doe. Io ci ho giocato tantissimo sia con i paddle sia col joystick, come vi pare, pure con la tastiera ad Arkanoid. Ed è Marble Madness, un altro gioco tutto in 3D che scorreva in 3D su questi. Qui viene menzionato per quanto riguarda l'Amiga 1000, questo è l'Amiga 1000, ok? Quindi per quanto riguarda l'Amiga 1000 vengono menzionati questi giochi. Vedete, Arkanoid, Marble Madness, un po' di altri giochetti, anche con la trackball, per carità. E qui andiamo avanti, qui viene menzionato anche Pang. Pang ebbe anche molto successo come videogioco, anche e soprattutto al bar, anche e soprattutto grazie al fatto che si poteva giocare contemporaneamente in due. Golden Axe, altro titolone, figurate, qui sono uno meglio dell'altro questi giochi. Golden Axe pure ce lo ricordiamo tutti quanti, e Toki per carità, diciamo, lo scimpanzé, Toki, la scimmia, ok, Toki, quindi Golden Axe, la scimmia. Quando il C64 imparò a volare, chi ha vissuto l'epoca dei Commodore sa, o meglio ricorda, che i simulatori di volo non si accendevano e via, si studiavano, è vero, e Amiga lo fece sfrecciare. Allora, uscirono tanti simulatori, tra l'altro io ricordo molto bene un simulatore di sottomarino molto bello che si chiama Silent Service, ma i simulatori di volo furono tanti, veramente tanti, e bisognava studiare il libretto di istruzioni perché sennò era complicatissimo usarli, veramente. Guardate, c'era F-18 Interceptor, F non mi ricordo che, Stealth Fighter, un sacco di giochi, qui ci saranno sicuramente menzionati in questo articolo, solo che io senza occhiali non leggo e quindi vado a memoria, mi interessa poco e niente. Ovviamente anche la Microprose qua viene menzionata, anche la Microprose, Gunship 2000, vedete, fu un altro bel titolo, bellissimo titolo per Amiga, Gunship 2000, F-19, vedete?
E quindi questi erano tutti simulatori di volo aerei sia di linea che da guerra, caccia e tutti gli altri aerei diciamo, ecco, il Falcon, che era l'F-16 Falcon, comunque vabbè, tutti aerei sia da guerra che di linea, c'erano simulatori di volo per tutti i gusti. E poi simulatori di città, SimCity. Partivi da zero, dovevi costruire la tua città, mettici parco giochi, le fontanelle, mettici tutto, cioè partivi da zero, SimCity, e dovevi costruire la tua città. Ok? Il Monstersverse, prima del Monsterverse, ci sono titoli che hanno anticipato di decenni il media franchise tanto in voga oggi, come The Movie Monster Game. The Movie Monster Game. Vedete? Qua ci stanno tante scritte, ma ovviamente con, vedete, c'è l'articolo, però se lo metto così si perde perché, diciamo, secondo me è regolata male la telecamera, vabbè, non fa niente. Gli incompresi di Commodore, puntiamo i riflettori sui giochi di Max Machine, Commodore 16 plus 4 e Commodore 128. Ah, qua c'è sta pure il VCS, Video Computer System di Atari. Il Commodore 128, peccato perché non vide mai una marea di giochi o di programmi e software dedicati solo a lui, ce ne furono pochi. Vedete? E qui c'è ovviamente Omega Race, come vedete, Avengers ed altri titoli per la Max Machine. E mi sembra che Luca Cusani, l'amico Luca di Luke 74 Channel, abbia anche questa, la Max Machine, che manca a me nella mia collezione, ma comunque fa niente perché io ho smesso di collezionare, non c'ho più spazio, mi sono fermato. Oh, e qua ci sono Commodore 16 e plus 4 e Commodore plus 4, vedete? Siamo addirittura di arrivo anche di questo numero di rivista, di questo speciale dedicato ai giochi Commodore. E vedete quanto è diverso rispetto a quello del Commodore 64, anche in International Karate. Guardate, piccola differenza c'è, guardate solo gli sprite dei giocatori. Una piccola differenza c'è. Quello che è Zork 2. No, Zork 1. Zork, il primo, Zork. The Sound of Sid, e ovviamente parlando di Commodore 64 non si può non menzionare il Sid, e quindi andiamo a menzionare dei giochi che avevano una musica bellissima come questo era Commando, che come vedete me lo ricordo ancora tutti a memoria, me li ricordo. Skate or Die, bellissimo, il gioco, l'emulatore, chiamiamolo così, il gioco dello skate, ok? Ma poi ce ne sono tanti altri che avevano una musica, c'era Girus, na na na, na 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 na, era così bellissima la musica di Girus, ok? E qui andiamo avanti con tanti altri giochi. Vedo che c'è un po' un misto tra Commodore 64, Amiga, e qui si parla un po' di questi giochi che hanno fatto la storia, Spy vs Spy, distribuito da Ocean, che questo logo della Ocean è bellissimo. Quelli a gettoni, ci sono storie che meritano di essere raccontate, come quella dei cabinet più rari e ricercati al mondo. Vedete? Poi mi piaceva troppo, io già ve l'ho raccontato, un Natale, però non mi ricordo quale, per Commodore 64 la Befana mi portò Rambo 2 su cassetta e Zorro su cassetta. Ovviamente Rambo 2 io e mio fratello ci abbiamo giocato tantissimo, Zorro un po' di meno perché non ci piaceva tanto, cioè fu un gioco un po' più brutto, sia come musica, ma già quando caricava Rambo 2 compariva quell'immagine di Sylvester Stallone con un bazooka in mano, bellissima,
e poi già partivano, proprio alla fine del caricamento partivano tutti i record, no? Con scritto Rambo 2, Fist Blood, eccetera, e si sentiva questa musica. Tum tin, tidum, 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 tin, tin, tiridum, tin, tidum, 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 tin. Yeah. Ho dedicato anche io un video a Dragon Slayer. Ho fatto anche il calendario di Dragon Slayer. Andatevelo a vedere il calendario di Dragon Slayer perché è bello, è venuto un bel calendario dedicato a questo iconico videogame che su Commodore 64, diciamo, non dico che era meglio se non lo facevano, ma poco ci manca. Questa è la versione di Dragon Slayer per Commodore 64, vabbè. Lasciamo stare e stendiamo un velo pietoso. E siamo arrivati alla fine. Eccoci qua, le ultime due pagine. Vi mostro le ultime due pagine. Ok, e questa è una rivista 14,90 Sprea Editori. Vabbè, devi essere un nostalgico come me per spendere tutti questi soldi in queste riviste. Non so neanche se saranno da collezione, perché queste sono riviste, ecco, che sono uscite negli anni 2000, quindi magari non sono ricercate come quelle originali degli anni 90, degli anni 80 e 90. eh. Per quanto io ho preso pure tutti questi, perché proprio diciamo, la mia nostalgia mi porta ad acquistare ciò che ha fatto di me quello che sono adesso, cioè tutto viene da qui, da Commodore VIC-20, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 1084, 1080, là com'era, non mi ricordo manco più, Intellivision, ColecoVision, tutti i Vision, tante console giochi a 8 bit, a 16 bit, a 32 bit, Amiga CD32, tante altre console che sono nate, tramontate, hanno fatto la storia, tutte la guerra che si facevano una con l'altra, la Nintendo col NES, col Super NES, con la Sega, il Sega Mega Drive. C'è un video in cui io a Cinecittà in Roma, agli studi di Cinecittà in Roma, sono andato a diciamo, un evento gratuito fatto tanti anni fa in cui sono state montate tutte quante funzionanti, tutte quante con almeno un gioco caricato e giocabilissime, tutte le varie console con tutti i monitor, la maggior parte dei monitor, un 90% dei monitor erano a tubo catodico, quindi diciamo un salto nel passato e trovate nel mio canale il video di questa manifestazione, basta che cercate nel mio canale Kenobit, che è colui che ha fatto diciamo, la spiegazione, il commento audio diciamo, a questo video, perché io, guarda caso, quando sono arrivato lui aveva da poco iniziato a parlare e io ho registrato riprendendo tutte le varie console, tutti i vari computer degli anni fine 70, 80, 90, mentre lui parlava e si sente tutto il discorso che ha fatto diciamo, riguardo all'evoluzione del videogioco nel tempo. Ok? Detto questo, se vi piacciono questi contenuti, io vi invito a mettere un like a questo video, a mettere un commento se avete qualcosa da dire, se volete trovare qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa in meno, quello che vi pare, lasciate un commento qui sotto, condividetelo magari con altri appassionati di retro gaming e retro computing e qualora lo riteniate opportuno iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella così verrete avvertiti quando io pubblicherò un nuovo video, quando io farò una nuova live. Ok? Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me. Io, come vedete, le mie live, io parlo quasi solo io, diciamo, sfogliamo o vi racconto aneddoti dell'epoca vissuti in prima persona da me e quindi questi sono i contenuti che porto sul mio canale YouTube. Ok? Di nuovo grazie a tutti, andate a visitare i siti che sono comparsi qui sopra
diciamo, nella scritta scorrevole. Nella scritta scorrevole il primo e il principale dei quali è proprio www.classe74.it. Vi riporterà ad uno shopping su Amazon. Ok? Qualunque cosa voi acquistate su Amazon, a voi il prezzo rimarrà invariato, ma Amazon stesso riconoscerà una piccolissima percentuale a me, ok? Che ho condiviso i link. Ok? Questo è l'unico modo che avete per contribuire. Oltre ovviamente a cliccare qui sotto c'è anche diciamo il link al mio paypal.me qualora mi vogliate offrire un caffè. Ma è tutto a vostra discrezione, io pubblico tutto gratuitamente, condivido tanto materiale totalmente gratuitamente solo per la passione di farlo, ok? Grazie mille a tutti, sono le ore 12:18 di questo 6 febbraio, oggi è venerdì 2026, quindi gennaio già è finito, siamo già entrati nel pieno di febbraio e quindi vedremo la prossima live, sicuramente la farò su questa rivista, quindi sfoglieremo insieme Retro Gamer dedicato a Mario, questo numero 4. Ok? Di nuovo grazie a tutti, vi lascio con la sigla finale di Reni Retro. Grazie di nuovo, a presto e ci vediamo. Ciao a tutti.